Dia. Avvocato Berra, anche per Avvocato Ardia. Visanni Ioana è assente. Avvocati Chiesa e Laudante. Avvocato Pirro, quindi anche per Espinosa Aris che è assente. L'imputata è l'avvocato Chiesa e sostituito dall'avvocato Pirro. Rigato Giovanna è assente. Avvocati Viazzo e Gerunda sostituiti d'ufficio dall'avvocato Pirro. Toti Elisa assente. Avvocato Chiappero. Avvocato Alberto Borbon in sostituzione. Borbon per delega orale. Anche per Amargio Lei, se possibile. Anche per Amargio Lei. Grazie. Loddo Miriam è assente. L'avvocato De Giorgio è sostituito d'ufficio dall'avvocato Pirro. Bonassia Roberta è assente. Gli avvocati Milan e Tizzani. Presente avvocato Tizzani, anche per avvocato Mian. Grazie. Parte civile a Presidenza del Consiglio, l'avvocato Vanadia è presente. Ecco, per Battilana Ambra, il difensore della parte civile Battilana Ambra, Gianluca Golino, ha avuto un problema di salute fortunatamente non piacevole, ma si risolverà. Presidente, urlando quelle persone dietro, la sua voce è completamente coperta. Dicevo che il difensore della parte civile chiede, ovviamente non chiede il rinvio dell'udienza, chiede solo di poter svolgere le conclusioni alla prossima udienza, che sarà il 22, il 29 o a luglio, insomma nella prossima udienza chiede di poter concludere. D'altra parte è costituito solo per un reato e quindi credo che non sposti il programma. Quindi se siamo tutti d'accordo possiamo scrivere a verbale che certamente, Presidente, che la difesa Battilana concluderà nella prossima udienza. Va bene, allora se il pubblico ministero vuole proseguire. Grazie. Non so se siano stati risolti i problemi di audio, mi sembra di sì. In ogni caso resto seduto in modo da poter consultare gli appunti e essere più vicino. Certamente, purtroppo temo che debba sempre parlare vicino al microfono. Abbiamo visto quali sono gli elementi che dimostrano l'esistenza già dal 2011 di un accordo corruttivo volto a ottenere le false testimonianze di tutte le testimoni indicate nelle liste testi delle difese nei processi Ruby 1 e Ruby 2. Si tratta di liste testimoniali di accusa e di difesa, tutte aventi ad oggetto in sostanza le medesime circostanze conosciute a tutti in quest'Aula. Qui sottoponiamo al Tribunale anche un ragionamento logico che dovrebbe comportare una valutazione e una successiva decisione che sia aderente alla funzionalità di questo accordo, che di certo ha avuto riguardo alla sua finalità. Non può essere un accordo volto ad ottenere false dichiarazioni da una parte dei testimoni e non da altri. Erano le difese degli imputati a scegliere quali persone indicare nelle loro liste testi al fine di dimostrare un dato tenore delle famose serate diverso da quello ritenuto dalla Procura della Repubblica. Se porto 30 testimoni e pago per dare una certa versione, non ne pago certo 25 su 30, a quel punto ne porto soltanto 25. Questo è un ragionamento logico, a nostro parere, ineluttabile. Allo stesso modo, il Tribunale potrà notare che non c'è coincidenza tra i testimoni sentiti
e i testimoni già indicati nelle liste testi dell'accusa e delle difese. La Procura della Repubblica rinunciava, dopo le prime testimonianze, a numerosissimi testimoni. La lista e la rinuncia dei testimoni è atto prodotto dal pubblico ministero, anche la rinuncia risulta dalle produzioni. Possiamo ritenere che abbia rinunciato proprio in base anche a una prassi della Procura di non indicare testi che si ritengono inattendibili, e se li si è indicati alla cieca, come si può scegliere di fare, cioè alla cieca intendo senza avere sommarie informazioni rese in fase di indagini, li si indica, se poi li si ritiene inattendibili si rinuncia. Invece le difese insistevano. Alcuni testimoni erano già nelle liste testi difensive, quelle i testimoni a difesa, altri già indicati dalla Procura e rinunciati, su richiesta delle difese, venivano sentiti ai sensi dell'articolo 507. Se accordo corruttivo c'è, come la Procura ritiene, è un accordo corruttivo che si estende alle testi, tutte indicate nelle liste testi, senza sapere a quali successivamente la Procura avrebbe rinunciato, e riservandosi per quanto riguarda le teste a difesa successive rinunce, ma intanto sistemando le testimonianze. Mi riferisco sempre all'imputato del processo Ruby 1 e all'interessato alle testimonianze, che poi coincide col soggetto interessato, così definito dal collegio della quinta sezione del Tribunale, anche all'esito del processo cosiddetto Ruby 2. Ancora, ci sono testimoni non indicati nelle liste testi, ma che risulta avessero partecipato a numerose cene a Villa San Martino. Vedasi l'esempio di Gemma Cunetta, qui proposta dalla Procura come testimone. La sua posizione non è stata trasmessa. Come detto, la Procura ha ritenuto di scrivere solo e soltanto le persone indicate dai due collegi del Tribunale, ma anche qui, sul piano logico, occorre ora per allora porsi nei panni di chi decide di pagare per il silenzio o per le menzogne. Bisogna calarsi nei panni di chi cerca di ricordare a chi avesse partecipato alle serate incriminate. Non deve essere stato facile. Vedremo oggi che anche in corso di processo ci sono serate in cui ad Arcore dei nuclei, dei gruppetti delle ragazze oggi imputate continuano ad andare a volte, risulta dalla produzione PM45, a volte anche 2-3 serate di fila. Non deve essere stata un'opera semplice cercare di ricordare chi potesse rendere interviste ai media in senso contrario a quelle che erano le circostanze indicate, false, indicate alle persone indicate nelle liste testi. Che senso ha far dire a dei testimoni in aula una data versione di queste serate e lasciare che altre partecipanti non indicate in lista testi rilascino interviste ai media di segno contrario? È chiaro, questo è un argomento che potrà avere anche qualche sviluppo in sede di conclusioni difensive, immagino. La tesi difensiva è: si pagava per il danno alla reputazione perché l'indagine e i processi avevano rovinato la reputazione di queste ragazze. C'è un altro tratto differenziale che la Procura propone al Tribunale e che il Tribunale dovrà operare. È chiaro che l'interesse è duplice: pagare per mentire in tribunale, ma pagare anche al tempo stesso per
non dire la verità ai media, perché se una testimone dà una versione favorevole all'imputato, agli imputati in tribunale, e poi esce dai tribunali e rende un'intervista ai media di segno opposto, depotenzia la sua falsa testimonianza. La chiamiamo così, falsa testimonianza, anche se il tribunale ha deciso in senso diverso, ma non è una non accettazione dell'ordinanza, ma visto che ve ne chiediamo la revoca, le continuiamo a chiamare così. Avendo fornito prova, si ritiene, come anche oggi si andrà ad esporre, che vi è stato un accordo per rendere false testimonianze, anche qui è ineluttabile comprendere nel pacchetto, in questo caso il lato sensu corruttivo, una prestazione aggiuntiva. Menti in tribunale, ma non rilasci dichiarazioni in media di segno contrario. Questa prestazione aggiuntiva diventa la prestazione principale, anzi unica, di chi non viene portato in tribunale, ma potrebbe depotenziare quelle testimonianze parlando ai media. L'accordo nei suoi tratti generali, gli accordi con le ragazze, immaginiamo sia stato un accordo embrionalmente iniziato alla riunione del 14 gennaio 2011, emerge da plurime fonti, telefonate tra Spinelli e Magnano, telefonate tra alcune di queste ragazze, una telefonata, numero 478, cito quella ancora ritenuta utilizzabile tra alcune ragazze e Silvio Berlusconi, utilizzabile per tutti gli altri imputati, telefonate e messaggi tra le ragazze e il ragionier Spinelli, tra alcune di queste ragazze e l'architetto Redaelli. Emerge in modo chiaro che a queste ragazze è stato assicurato, in caso di dichiarazioni favorevoli, come controprestazione, che sarebbero state a posto dal punto di vista del reddito, assicurando loro un reddito base mensile di 2.500 euro, e che sono state altresì assicurate sul fatto di avere un tetto, di avere una casa, di avere un alloggio. Vedremo oggi che l'alloggio è stato senz'altro assicurato anche ad Arisleida e Spinosa, quindi a Guerra Barbara, ad Alessandra Sorcinelli, ad Arisleida e Spinosa, a Barbara Fagioli a Roma, alle due gemelle De Vivo. In tutte le imputazioni vediamo Bernareggio, via Filelfo, via Moscova a un civico, una delle gemelle Ferrera, e via Moscova un altro civico, l'altra. Emerge chiaramente che a tutte è stato assicurato un alloggio. C'è un problema di dettaglio sul titolo di occupazione di questo alloggio, nel senso che alcune di queste imputate hanno una precisa aspettativa a ricevere un alloggio in proprietà. Arisleida e Spinosa scoppia di gioia quando riceve in uso l'appartamento in via Filelfo, zona Arco della Pace. La trattativa, i dettagli di consegna di questo immobile emergono in modo molto nitido dalle telefonate tra Arisleida e Spinosa, le vedremo meglio più tardi, e questo signor Meraldi che più volte prende appuntamento per farle vedere la casa, gliela descrive, poi le consegna le chiavi. L'effettività della consegna, dell'uso è evidente. Arisleida e Spinosa fa i salti di gioia, non sta nella pelle per aver avuto questa casa in uso, ma poi dice a un'amica al telefono: certo, però mi è data in affitto, capito? L'affitto non lo paga lei, questo è evidente. C'è delusione perché non è il famoso dono della casa. La esprime questa delusione di un'aspettativa al telefono. Vi diremo poi qual è il progressivo. Perché Arisleida e Spinosa esprime questa delusione? Perché riteniamo, oltre a questa telefonata, che lei si aspettasse qualcosa di più, qualcosa di diverso? Arisleida e Spinosa va spessissimo ad Arcore, abbiamo accertato quali imputate insieme a quali altre imputate si recassero ad Arcore e quando. È in contatto con
con Barbara Guerra, è in contatto con Iris Berardi e le vengono sequestrati 2 documenti. Le vengono sequestrati i dépliant delle ville di Bernareggio e le viene altresì sequestrato un foglio su carta intestata a Palazzo Chigi con tutti gli estremi, numero di telefono, nome e cognome, per contattare l'architetto Ivo Redaelli. Se mettiamo insieme la sua delusione per non aver avuto la casa in proprietà, i suoi rapporti con le ragazze a cui la casa è stata evidentemente promessa in donazione, vedremo dopo per la Berardi in che modo lei è stata aiutata per acquistare una casa, emerge che la promessa di una casa in proprietà sia stata fatta anche da Risleida e Spinosa. Approfitto per richiamare quanto proposto al Tribunale la settimana scorsa, nella prima parte delle conclusioni, al fine di chiedere la revoca dell'ordinanza declaratoria di inutilizzabilità del 3 novembre. È stata valorizzata la costituzione di parte civile. Chi si costituisce parte civile in un processo per favoreggiamento della prostituzione si costituisce quale persona offesa di quel reato e quel reato presuppone la prostituzione. Vedremo dopo come era chiaro a tutte le parti interessate che Berardi e Guerra avrebbero dovuto dire la verità, essendosi costituiti parte civile. Emergendo come una casa dovesse essere procurata anche a Risleida e Spinosa, magari a Bernareggio dai documenti che le sono state sequestrate, e le viene poi procurata in uso in via Filelfo, riferisco quest'ultima circostanza ancora al Tribunale e poi l'argomento è chiuso per sempre. Nemmeno a Risleida e Spinosa è stata iscritta nel registro degli indagati e non è stata iscritta pur avendo una posizione che già emergeva da quella indagine, e questo si può verificare grazie alle intercettazioni Guardia di Finanza, che sono quelle per cui la perizia è stata conferita da questo collegio e non da Siena. Anche lei non è stata iscritta perché non c'era questa necessità che la stessa, in quella fase, siamo nel 2012, che la stessa parlasse in quei processi. Non c'era questa ovvietà, non c'era questa dichiarazione pubblica, una costituzione di parte civile. La Procura nelle 2 memorie di febbraio e luglio 19 non ha aiutato il Tribunale in questo senso, non ha sufficientemente valorizzato questo tratto differenziale della Costituzione di parte civile, perciò mi sono consentito di tornare sull'argomento un'ultima volta. È il momento, credo, di affrontare le posizioni più articolate e complesse oggetto di questo processo, che sono le posizioni El Marug, necessariamente collegate alle posizioni Luca Risso, a cui ha scritto il diritto di riciclaggio di gran parte delle somme consegnate a Ruby, Karima El Marug, a titolo corruttivo, e dell'avvocato Giuliante, a cui si è ritenuto di dover contestare il concorso nella corruzione in ragione della struttura sia bifasica che in questo caso frazionata del delitto contestato a Karima El Marug. È emerso che Karima viene ritenuta inaffidabile, ma vi forniremo degli elementi in base ai quali Karima può e deve essere ritenuta inaffidabile, al pari di Iris Berardi. Gli elementi da cui trarre questa valutazione sono stati sviscerati la settimana scorsa. Karima viene ritenuta inaffidabile e il progetto iniziale, ve ne è la prova, è quello di non farla testimoniare. È rilevante sul punto la testimonianza dell'ispettrice Giuseppina Buono, che siede oggi al mio fianco. La Teste Buono ha riferito, partiamo da un'annotazione che in quanto omissata
è stata ammessa dal Tribunale quale produzione? La produzione 73. Ha ad oggetto l'analisi dei dispositivi informatici, telefoni e soprattutto computer, come vedremo, sequestrati ai genitori di Luca Risso, Mario Risso e Mirella Magioncalda, sempre in 17 febbraio 2015. Il primo messaggio ritenuto rilevante, quale prova dell'intenzione di non far testimoniare Ruby, che la testimone ha illustrato, è stato riperito nel telefono Nokia sequestrato alla mamma di Luca Risso, Mirella Magioncalda. Come la testa riferiva, come è evidente dal tenore del messaggio, è stato utilizzato il telefono della madre, ma il messaggio è scritto dal padre. Il primo elemento di rilievo è la data di questo messaggio. 10 dicembre 2012. Emerge dalla sentenza Ruby 1 che proprio il 10 dicembre 2012 la El Marug avrebbe dovuto testimoniare in qualità di testimone della difesa. Avrebbe dovuto. L'ispettrice Buono riferiva che risultava riscontrato da questo messaggio quanto occorso, quanto accaduto in quella udienza in cui la Teste non si presenta, Teste che si ricorda era persona offesa in quel processo e che aveva reso dichiarazioni testimoniali, informazioni testimoniali in indagini particolarmente significativa. Il Tribunale delegava le ricerche proprio alla sezione di PG di cui l'ispettrice all'epoca faceva parte. Si accertava, grazie anche agli accertamenti poi svolti dalla difesa dell'El Marug, dall'avvocato Boccardi, che comunicava con l'allora comandante, ma si accertava anche in autonomia che Ruby era partita ed era andata in Messico. Era partita a quanto la difesa riferiva il 1° dicembre e sarebbe tornata il 10 gennaio. Gli accertamenti della polizia giudiziaria consentivano di accertare innanzitutto che per avere la possibilità di espatriare, la procedura amministrativa presso la questura di Genova per prendere questo volo era stata presentata e iniziata il 27 novembre. Il fatto che Ruby sia stata fatta partire, sia stata fatta volare via al fine di non farla testimoniare, trova riscontro in un file, in un documento quindi digitale, di provenienza dell'imputato Luca Risso, è rinvenuto in una camera in uso all'imputato a Genova presso l'abitazione dei suoi genitori, che è l'abitazione dove Luca Risso si appoggia quando torna in Italia, non avendo più un'abitazione, siamo nel 2014, in Italia, essendosi trasferito in Messico. Si legge una parte della lettera e poi se ne analizzeranno singoli segmenti. Caro Presidente Berlusconi, le scrivo questa lettera perché con dispiacere non ho potuto parlare con lei. Prima di ritornare in Italia l'ho chiamata dal Messico per molti giorni, poi spinto dalla necessità ho preso un aereo, visto che lei ad agosto mi disse di ritornare dopo la metà di settembre. Giunto in Italia ho continuato a chiamarla senza però avere nessuna risposta. Qualche giorno dopo ho ricevuto la telefonata dell'avvocato Giuliante, il quale mi ha detto che lei gli aveva chiesto di chiedermi le motivazioni delle mie chiamate. Spiegai all'avvocato Giuliante quello che ci eravamo detti nell'ultimo anno e come eravamo rimasti d'accordo. Dopo alcuni giorni Giuliante mi richiamò dicendomi che lui era caduto dalle nuvole, che lei era caduto dalle nuvole, lei maiuscolo, e che mi ero sbagliato, che le promesse erano per Ruby e per me, che però dovevo accordarmi con Ruby, eccetera, eccetera. Premesso che io oggi sono ancora in Italia per problemi economici, vorrei ricordarle quello che è accaduto in questi anni e Risso inizia un piccolo resoconto, di cui leggerò solo alcune parti, che è la storia molto sintetizzata della corruzione di Karim El Marug. Saltiamo una parte, la lettera come detto è prodotta. Dopo l'arresto di Lele, intendasi Mora, finalmente la conosco, ovviamente con Ruby siamo a disposizione della causa.
e soprattutto io lo premetto che, vista l'esuberanza di Ruby, avrei controllato i suoi comportamenti. Non c'è riga purtroppo di questo file che non sia di interesse oggi probatorio. Io intanto avevo 1000 problemi con i miei locali. Ruby era gelosa, la popolarità non era positiva. La mia vita lavorativa prese il colpo di grazia nel novembre 2012, quando lei, per non far testimoniare Ruby a dicembre, ci chiese di andare via e di tornare dopo il 10 gennaio. E infatti il 27 novembre Ruby va a chiedere il permesso di espatrio alla questura. Così, dopo aver visto Maria Rosaria Rossi, che ci diede i soldi per andare via, partimmo per il Messico e io fui costretto a vendere anche l'ultimo locale che gestivo al signor Belsito, il tesoriere della Lega, in quel tempo segretario della Lega Nord, che mi ha pagato con un assegno vuoto. È tutto rilevante. Io, come ben si ricorderà, mi sono messo a sua disposizione per qualsiasi cosa, sapendo entrambi che abbiamo a fare con una ragazzina scapestrata. Rientriamo nel discorso della non facile controllabilità di Ruby. Spero si ricordi, inizia, non è contento Risso quando scrive questa lettera, vedremo i motivi. Non è contento perché siamo a ottobre, lo ricordo ai giudici, siamo a ottobre 2014. L'atteggiamento di Berlusconi è decisamente cambiato. Anche da questo file, anche nei rapporti con Luca Risso e Karim El Marug, questa cosa si evince chiaramente. E anche quando le dissi che era necessario un atto molto forte di Ruby e decisi con lei di mandare Ruby davanti al tribunale con il cartello per difendere se stessa e lei e attaccare i magistrati, si ricorderà l'effetto che ha avuto sui media. Ne abbiamo parlato mercoledì scorso. Alla luce di questo file vanno interpretati i pianti e le proteste di Ruby, che da mesi vuole essere sentita, i magistrati non la vogliono sentire. È scappata in Messico. Si ricorderà che le dissi, e diverse volte, di stare attento a non dare banconote da 500 euro a Ruby perché era pericoloso, perché andava in giro con buste piene di banconote da 500 e non si preoccupava di farle vedere. Salto 2 righe. E comunque qualsiasi cosa fosse accaduto, i soldi a Ruby li davo io, cosa che anche Ruby doveva dire. Come ha detto e dichiarato sui giornali, i soldi li riceveva dalla mia famiglia. Oltretutto potevo anche avere la possibilità di dimostrare una discreta disponibilità, ovviamente fino a certi limiti. Le spontanee dichiarazioni di Luca Risso in questo senso sono recentissime, del 30 marzo scorso. Lei, sempre a dicembre dello scorso anno, vedremo che siamo a ottobre 2014, all'epoca in cui viene scritto questo file, lei, sempre a dicembre dello scorso anno, capì la mia situazione e si propose di aiutarmi, chiedendomi come poteva fare. Si propose. Ricordo qual è la cornice fornita dalle sezioni unite sulla valutazione bilanciata e fattuale. Berlusconi che si propone. Mi chiese se avevo proprietà in Messico, in Italia. Berlusconi fa una proposta a Risso di comprare degli immobili che poi glieli avrebbe ricomprati al doppio del valore. Nel frattempo Ruby era venuta in Messico, quindi sto saltando 3 paragrafi. Nel frattempo Ruby era venuta in Messico per un estremo tentativo di raddrizzare il nostro rapporto dopo che era andata a Dubai. Ruby, dopo aver fatto un casino a Dubai, lo fece anche in Messico, creandomi non pochi problemi. Sul casino a Dubai abbiamo sentito il test Tufan Moussaoui. Comunque, io a maggio, Ruby ha sempre lo stesso problema, una mitomane, esibizionista e così via. A maggio ritornai in Italia e ci vedemmo a casa sua. Nei giorni successivi mi mandò a parlare con il senatore Messina, al quale, nonostante sia stato avvisato da lei, mi disse che c'erano problemi con i trasferimenti all'estero, che non sapeva come fare e che la persona in Argentina non poteva più aiutarla. Mi permetto solo di dire che non esistono problemi per i trasferimenti all'estero. Uno fa un bonifico estero se non deve nascondere il fatto che sta facendo un trasferimento all'estero. Avevo speso tutto per comprare questi immobili, lei capì la situazione e mi diede dei soldi per iniziare l'azienda e il negozio col ristorante di pasta. Come lei ben sa, non avevo più soldi in quanto non lavoravo più. Non potevo aiutare mio papà e la mia mamma, che hanno cresciuto nostra figlia.
E nonostante Ruby ricevesse da lei molti soldi, che spesso si faceva anche recapitare dai miei genitori, non li ha mai aiutati. Anzi, quando le ha detto che voleva aiutarli, lei ha mandato 80.000 euro ai miei genitori e Ruby se li è presi. Vedremo che forse erano proprio per Ruby quei soldi. Sono ritornato ad agosto, ho saltato 2 righe, ci siamo rivisti a casa sua dove mi disse che mi avrebbe chiamato dopo aver parlato con il senatore Messina. Siamo ad agosto 2014, a luglio c'è stata la soluzione in appello. Poi lei mi disse che ad agosto erano tutti via e che sarei dovuto ritornare a settembre. Arrivati a fine settembre come d'accordo, inizio a chiamarla dal Messico per poi continuare in Italia per sapere se potevo venire da lei, ma non mi ha mai risposto. E infine, alcuni giorni fa, quello che mi ha detto l'avvocato Giuliante, riferendomi che lei ha detto che avevo capito male. Presidente, non capisco perché lei ora si stia negando e mi stia trattando in questo modo. Premesso che io sono entrato in questa storia con mia colpa, premesso che anche la mia famiglia è stata a sua disposizione per qualsiasi cosa e premesso che, come abbiamo detto sempre, io sono stato e sarà sempre colui che dà i soldi a Ruby, dopo queste premesse le chiedo perché poi mi ha promesso che mi avrebbe aiutato comprarmi al doppio del valore, mettendomi oggi in gravi difficoltà. Entra nel dettaglio degli investimenti in Messico e dice che un appartamento sarebbe stato a casa sua. Continua a esprimere delusione per il cambiamento di atteggiamento di Berlusconi, ne salto una parte cospicua perché la lettera è prodotta. Rileggo solo questo: non mi sono mai preoccupato della veridicità delle sue promesse, perché ero convinto che quello che mi ha detto, conoscendo il presidente Berlusconi, avrebbe mantenuto. Impensabile il contrario. Caro Presidente, premesso che credevo di aver meritato la sua stima e la sua amicizia, non credo di meritare questo trattamento, soprattutto perché fu lei a chiedermi come poteva aiutarmi. Ora spero che lei si ricordi di quello che mi promise, o perlomeno mi aiuti come può. Ora, la collega Siciliano vi ha parlato l'udienza scorsa della teoria del rasoio di Occam, che attiene a un calcolo che a me sembra anche probabilistico. Questa teoria è stata utile nel primo momento in cui abbiamo letto questo file. L'ipotesi più logica, leggendo questo file, atteso il suo contenuto, attese le circostanze dettagliate riferite, che questo file, la paternità di questo file sia di Luca Risso. Non è però solo questo il ragionamento che proponiamo al Tribunale. Questo può essere stato un buono spunto investigativo. In questo caso è stata ottenuta la prova ineluttabile che questo file è stato scritto da Luca Risso. Vediamo perché. È un file importante perché l'accordo corruttivo, la promessa, il sinallagma e la causale chiarissima dei pagamenti finalizzati alle dichiarazioni dei processi Ruby 1 e Ruby 2 è chiara. Abbiamo detto che Risso dice chiaramente: per non far testimoniare Ruby andiamo in Messico. Scrive Luca Risso che i soldi per andare in Messico furono dati dall'onorevole Maria Rosaria Rossi. I tabulati relativi ai contatti tra Luca Risso e Maria Rosaria Rossi sono utilizzabili solo nei confronti di Luca Risso e di tutti gli altri imputati come prova logica indiretta, eccettuata la Rossi. Parlamentare all'epoca, sentenza della Corte Costituzionale 390 del 2007. L'ispettrice Buono riferiva ancora un elemento di estremo interesse. Una delle utenze in uso a Luca Risso, l'8 novembre 2012, agganciava celle di Padova e in particolare la cella di via Altinante in Padova, che corrisponde esattamente alla cella di aggancio qualora si faccia una telefonata dallo studio o da sotto lo studio dell'avvocato Niccolò Ghedini. In definitiva risulta riscontrato che Luca Risso si recava a Padova in via Altinante, ricordate le dichiarazioni di Francesco Chiesa Soprani, dove allo studio l'avvocato Ghedini l'8 novembre. Il 19 novembre Ruby e Maria Rosaria Rossi agganciavano celle
che la teste è riferito come compatibile a Milano, è la solita prudenza della teste in questioni. Agganciano le stesse celle, si sono incontrate. 8 novembre Luca Risso va a Padova, 19 novembre Ruby si incontra con Maria Rosaria Rossi e riceve i soldi, secondo quanto scritto da Risso, 27 novembre richiesta di rilascio di passaporto, 30 novembre prenotazione del volo, 1 dicembre partenza per il Messico, testimonianza prevista per il 10 dicembre. Nel corso delle sue spontanee dichiarazioni all'udienza del 30 marzo, incredibilmente Luca Risso cercava di propinare al Tribunale la tesi secondo cui questa lettera sarebbe stata scritta da suo padre Mario Risso. La circostanza risulta nettamente smentita dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale. Ispettrice Buono, udienza 17 febbraio, era stata lei delegata ai riscontri. Quanto ai tabulati, è qui il caso di rammentare che Silvio Berlusconi invece non era parlamentare né nell'ottobre 2014 né poi al momento dell'acquisizione dei tabulati stessi. La testa riferiva che il file, a firma Luca Risso, riportava in calce 2 utenze, una messicana e una italiana. Si verificava che l'utenza italiana indicata da Luca Risso era stata acquistata insieme ad altri 4 tra il 7 e il 16 ottobre 2014. Le utenze conosciute come a lui in uso fino a quel periodo, conosciute alla Procura della PG, tacevano. Le nuove utenze invece producevano traffico. Producevano traffico in Italia, agganciandoci alle italiane, quindi il Risso compra. Vengono acquistate queste utenze a nome Luca Risso. Per acquistare le utenze occorre dare i documenti e in più le utenze producono traffico. Risso è in Italia. Vedremo che alla produzione 98 il Tribunale rinviene le chat tra Luca Risso e Ruby, perché ovviamente le prove vanno poi intrecciate in maniera logica e cronologica. Non solo le nuove utenze producono traffico, ma da questa chat tra i 2 ex emerge in modo prepotente che Risso è in Italia perché impone o cerca di imporre a Ruby di portargli la bambina entro 24 ore. Altrimenti andrà alla Procura di Milano, ma questo lo vediamo dopo. Il file, caro Presidente, sempre ispettrice Buono, era stato creato tra le ore 15:33. Su questo ci sarà sicuramente depositata una memoria con tutti i dettagli, perché questa è in brutta copia, ma nei prossimissimi giorni viene depositata. Tra le 15:33 del 22 ottobre, lì il file inizia, modificato l'ultima volta nella notte tra il 22 stesso e il 23, alle 2:48. Il computer non viene mai più utilizzato dalle 2:48 del 23 ottobre 2014 al giorno in cui viene sequestrato, 17 febbraio 2015. Viene riposto, si immagina, non viene usato. La difesa Risso ha valorizzato un dato che lascia di poco momento, si ritiene, ossia dai tabulati di aggancio di Luca Risso si evince che Luca Risso non aveva passato le ore in cui viene scritto il file in casa. Ebbene, il computer è un computer portatile. Quindi la circostanza è assolutamente irrilevante. I suoi genitori poi erano arrabbiatissimi con lui. Si può immaginare la voglia e la concentrazione che poteva avere a casa a scrivere questo file piuttosto lungo. Comunque è un portatile, neutralità assoluta della circostanza. Non può non ritenersi che il file sia stato scritto da Luca Risso. È stato scritto da lui, è stato iniziato e finito proprio in una notte in cui lui era in Italia e poi dallo stesso contenuto, dalle informazioni in possesso dell'autore del file, dallo stile della missiva, avete dei documenti prodotti, scritti, autografi di Mario Risso, sapete benissimo. Il Tribunale può confrontare come scrive il padre di Mario Risso. La stessa memoria prodotta dall'imputato Luca Risso all'udienza del 30 marzo, un buon utile documento di raffronto. Ci sono gli spagnolismi, nel file scrive sono entrato in questa storia, nella memoria scrive il refrigeratore. Ci sono poi ulteriori riscontri.
perché Luca Risso dice ad agosto venni, la chiamai, ma lei non mi rispose, e la Tesse Buono ha riscontrato che ci sono chiamate, che dalla tempistica ci sono gli squilli, pochi secondi, non c'è risposta. Ci sono gli agganci di Luca Risso, quando Luca Risso nel file dice ad agosto venni da lei, e l'utenza di Risso ad agosto 2014 aggancia la cella di via Alcide De Gasperi ad Arcore. Di nuovo la Teste dice una cella compatibile con Villa San Martino ad Arcore. Il Tribunale ha i tabulati. Tutte le ragazze quando andavano ad Arcore agganciavano questa cella, questa compatibilità così definita per estrema prudenza. L'alternativa al fatto che Luca Risso, che scrive nel file ad agosto sono venuto da lei e ad agosto aggancia quella cella, è che Risso abbia mentito, abbia scritto una circostanza non vera nella lettera e ad agosto sia andato ad Arcore per non parlare con Berlusconi, per un altro motivo. Anche gli abboccamenti riferiti da Risso tra lui stesso e Giuliante, telefonici, risultano riscontrati. I riscontri sono più precisi di come oggi ve li ho descritti, li troverete sviscerati nella memoria. Abbiamo detto che da questo file lei si propose, lei promise, lei ci chiese come potevamo aiutarla. Ci accordammo, perché io dissi che i soldi li davo io, emerge sia la promessa corruttiva, inizialmente declinata in una iniziale non testimonianza, sia il ruolo riciclatorio di Luca Risso. Già qui si capisce, i soldi avremmo detto Ruby lo doveva dire, io lo dovevo dire, li davo io, gli ridava la mia famiglia. Nel file stesso scrive io devo aiutare la mia famiglia. Vedremo che la famiglia di Luca Risso è di condizioni economicamente modeste e quindi l'ipotesi che la famiglia di Luca Risso desse i soldi che vedremo in grado di spendere Ruby è assolutamente risibile. Ruby quindi viene corrotta e il 14 gennaio 2011 le viene sequestrata l'agenda prodotta in copia al Tribunale, con annotate le promesse. 4,4 milioni da Silvio Berlusconi, che ricevo tra 2 mesi, e poi 70.000 euro conservati da Di Noia, che rinuncerà all'incarico per questa annotazione, e 170.000 euro conservati da Spinelli. La causale è stata oggetto di questo procedimento. Questa l'agenda trovata nell'estate precedente e fino a settembre Ruby aveva reso SIT, come emerge dalle sentenze prodotte, assolutamente dannose per Silvio Berlusconi. La Tesse si sottrae più volte all'esame e renderà le sue deposizioni soltanto il 17 e il 23 maggio 2013. Nel frattempo, attraverso intricati passaggi, nel febbraio 14 una tranche di 300.000 euro perveniva a Playa del Carmen. Tutti gli elementi esposti la settimana scorsa in ordine alla prova dell'accordo corruttivo, Chiesa Soprani, Imane Fadil, si riferiscono a tutte le testimoni, anche in base al ragionamento logico accennato poco fa. Per quanto riguarda Ruby, si ritengono di un certo rilievo anche le dichiarazioni dell'avvocato Egidio Verzini, prodotte al fascicolo del dibattimento in ragione della morte dell'avvocato per suicidio assistito in Svizzera. Verzini fu difensore di Ruby tra il giugno e il luglio del 2011, subentrava all'avvocato Boccardi, sarà poi di nuovo
sostituito dall'avvocato Boccardi, e subentrava dopo la rinuncia degli avvocati Giuliante, che si definiva incompatibile perché difendeva Mora, e Di Noia per il motivo detto, per i 70.000 euro annotati da Ruby. Le sommarie informazioni rese ai PM 2 ottobre 14, 26 maggio 15 sono state acquisite e sono a disposizione del Tribunale. L'individuazione dell'avvocato Verzini, come è noto, risultava alla Procura per una intervista che appariva online sul sito dell'Espresso il 31 luglio 2014 e poi per un'intervista nella forma cartacea il successivo 7 agosto, poi da un recente raffronto tra le due interviste praticamente l'intervista è la stessa, ma è rilevante, è sufficiente quella del 31 luglio. C'è l'ordinanza istruttoria generale sulle prove del Tribunale, statuisce che, avendo l'avvocato Verzini richiamato integralmente all'inizio del sito utilizzabili il contenuto di quella intervista, con specifico riferimento all'intervista 31 luglio, il Tribunale ha condivisibilmente dichiarato che questa intervista non vale a provare, come in generale le dichiarazioni rese alla stampa, soltanto la circostanza che in quella data quel soggetto ha reso quelle dichiarazioni, ma è utilizzabile a fine decisori di merito, essendo state queste dichiarazioni decisamente, chiaramente richiamate e confermate dall'avvocato Verzini all'inizio delle SIT, diversamente per quella del 7 agosto, ma come detto il contenuto è analogo. Pienamente ovviamente utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali. Nell'intervista pubblicata il 31 luglio del 14, l'avvocato Verzini spiegava di aver deciso di parlare una volta visto che Silvio Berlusconi era stato assolto anche in appello, non sopportando Verzini le accuse ai magistrati della Procura di Milano e ritenendo un valore l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ricordo, la campagna mediatica contro la Procura e anche contro il Tribunale fu veramente pesante. Non mostrava alcun astio verso Silvio Berlusconi, che invece dichiarava di aver apprezzato come imprenditore, nessun desiderio che venisse condannato. Affermava poi un fatto incontestabile: al di là delle motivazioni tecniche della Corte d'Appello in punto di concussione, che vanno rispettate, il fatto dell'intervento sulla questura, il fatto, al di là di come venga valutato, c'era. I PM, testuale, non si sono inventati niente e avevano il dovere di indagare. Dimostrava di avere un'ottima conoscenza di Ruby, riferendo alcuni tratti del suo comportamento. Riferiva che in assenza di prova certa della consapevolezza di Berlusconi della minore età della ragazza, egli andava assolto. Non rispondeva alla domanda del giornalista Biondani sulla conoscenza della minore età da parte di Silvio, invocando su questo punto il segreto professionale. Dichiarava che non avrebbe mai parlato qualora Berlusconi fosse stato condannato in appello, non ritenendo giusto nuocergli processualmente, ma dopo la soluzione, avendo visto e sentito fatti, avendo analizzato documenti, non poteva più tacere. Nel confermare che Ruby avesse ricevuto molti soldi, non riteneva di poter riferire, proprio per il segreto professionale, se la causale delle dazioni fosse corruttiva. Quanto all'entità della dazione a Ruby, a domanda di Biondani rispondeva Verzini che la cifra era vicina a quella notata nell'agenda di Ruby, cifra che Biondani quantificava in 5 milioni, le parole testuali era: siamo in quell'ordine di grandezza, affermava l'avvocato Verzini. Quindi la cifra è verosimile. Vedremo che la cifra sarà confermata da Matera con una specificazione che indica la fonte diretta della conoscenza di Antonio Matera. L'avvocato Verzini aveva una proposta fatta a Ruby che era logica: far risarcire la ragazza in modo del tutto legale, evitando di commettere delitti. Alla domanda se l'importo fosse stato versato estero su estero, questa è la domanda del giornalista, Verzini rispondeva: lei ha intuito. Dopo la rinuncia al mandato,
aveva perso clienti importanti e subito minacce da persone presentatesi all'uscio di casa sua. Stia attento a quello che fa e a quello che dice. Minaccia che veniva ricevuta precisamente tra il momento in cui l'avvocato Verzini aveva annunciato una conferenza stampa in cui avrebbe esposto la sua linea difensiva di Ruby, ma quando ancora non si sapeva che Ruby avrebbe cambiato idea e che avrebbe cambiato avvocato. Cioè questa minaccia viene rivolta a Verzini esattamente alla vigilia della conferenza stampa. L'intervista si chiudeva così: cosa pensa oggi di Berlusconi? Come imputato per il caso Ruby penso che sia stato giusto assolverlo, ma un giudizio politico storico non può dipendere dalle sentenze di primo o di secondo grado e come cittadino mi bastano i fatti di cui sono stato testimone. Ovviamente non si riporta questa frase per valorizzare le valutazioni dell'avvocato Verzini, emerge che ci sono stati i fatti di cui è stato testimone. Berlusconi ringrazia la Corte d'Appello, ma non ci venga a parlare di persecuzione di moralità, verità o giustizia. Festeggi questa soluzione e rispetti i magistrati della Procura di Milano che hanno lavorato onestamente nell'interesse del nostro Paese. Questa parte invece è riportata al fine di dimostrare quale fosse l'animus dell'avvocato Verzini. Non c'è nessuna accredine verso Silvio Berlusconi. Le precedenti dichiarazioni alla stampa che sono state prodotte esattamente invece ai fini soliti, standard delle dichiarazioni alla stampa declinate dal Tribunale dell'Ordinanza, servono però a ulteriormente valorizzare la credibilità di queste dichiarazioni, cioè potendo provare un articolo di stampa solo che quella persona ha reso quelle dichiarazioni in quella data a quel giornalista, non prova la verità dei fatti dichiarati, ma prova che le ha rese e quindi può essere questa produzione valorizzata ai fini della valutazione della credibilità del test, dell'assenza di contraddizioni intrinseche tra le sue stesse dichiarazioni. Intrinseche perché provenienti dalla stessa persona, estrinseche perché date in situazioni diverse. Le dichiarazioni erano sempre di quel tenore. Il 2 ottobre l'avvocato Verzini viene assunto a SIT, le SIT sono acquisite. Riferiva che la minaccia ricevuta faceva riferimento al fatto che lui non avesse figli, circostanza vera, sembrava ma riferiva l'efficacia della minaccia ricevuta. Riferiva altresì di non aver denunciato perché lui immediatamente le viene detto che Ruby vuole cambiare avvocato, rinuncia al mandato e in effetti ha una sua tenuta logica: non ho più l'arma, quella che è ritenuta un'arma da chi mi minaccia, non è più necessario minacciarmi. Il 2 ottobre Verzini si avvale del segreto professionale, comunica di avere un procedimento disciplinare per le dichiarazioni rese alla stampa, produce documentazione che poi viene ovviamente prodotta al Tribunale, chiede di aspettare perché deve meglio inquadrare la sua situazione, deve parlare con alcuni componenti dell'ordine, chiedere precisazioni. Viene riconvocato il 13 ottobre, l'avvocato Verzini ritiene sussistente una prassi per cui è l'autorità giudiziaria che può imporre di parlare non ritenendo opponibile il segreto professionale. L'argomento è vero, ma a determinate condizioni che si saranno verificate il successivo, a parere della Procura, il successivo 27 marzo, perché nel frattempo era stata sequestrata tutta la documentazione inerente a questa intervista a Paolo Biondani. Qualcosa è stato sequestrato, qualcosa acquisito e tutto a disposizione del Tribunale. Screenshot di messaggi con Verzini, conferma delle veridicità, conferma a Biondani che avesse capito bene quello che voleva dire, la richiesta di precisare una cosa. Ho esagerato a scrivere sono certo del versamento in Messico, ciò in quanto non avevo una certezza sorretta da prove, ma ne ero convinto. È anche preciso, non vuole dire quello che non può documentare. A quel punto i pubblici ministeri lo riconvocavano, perché erano stati sequestrati screenshot, messaggi, email. E ritenevamo che i fatti su cui l'avvocato doveva essere sentito erano già stati divulgati. Nessun segreto quindi poteva essere opposto
in ordine a circostanze già dichiarate volontariamente, e ne avevamo prova, a terzi estranei al procedimento e a un giornalista che è un soggetto istituzionalmente proposto a comunicare al pubblico le notizie. Ed emergeva altresì la piena e certa consapevolezza di Verzini del fatto che stava rendendo notizia a un giornalista non quale fonte che poi chiede di rimanere riservata, ma che fosse pienamente consapevole che l'intervista sarebbe stata pubblicata in quanto tale, in chiaro. Corregge il dato sul Messico, io ho avuto questa convinzione, ma non ne sono certo, dei trasferimenti in Messico, e in effetti acquisire la prova dei trasferimenti in Messico è stato il compito della Procura. Quanto alla natura dell'accordo corruttivo, sono di estremo rilievo le chat acquisite dai telefonini di Ruby ed intercorse tra Luca Risso e Karim Al-Marugh. Se ne evince l'evolversi dei loro rapporti, che hanno visto momenti di aspro conflitto, nei quali la rabbia, una rabbia di tipo prevalentemente economico e a tratti colorata da aspettative di vedere anche la piccola Sofia, una rabbia che lo ha disinibito, ha fatto sì che Risso si lasciasse andare e scrivesse messaggi che oggi tornano molto utili sul piano dell'accordo corruttivo, sul piano della prova dell'accordo corruttivo che vede come parte proponente l'imputato Silvio Berlusconi. A maggio 2014 due sono ai ferri corti, produzione 98. Risso minaccia la El-Marugh di parlare e di mandarla in carcere, ma lei non ha paura e non avrà paura neanche nell'agosto successivo. Maggio 14 siamo attaccati a un coltello a due lame. Agosto 2014 fai la figa con i soldi sporchi, o mi porti la bambina o vado direttamente in procura a Milano, perché era agosto 2014, due circostanze. Luca Risso è in Italia e Berlusconi comincia a fare orecchie da mercante, perché gli è scemata la motivazione dopo la sua soluzione, per di più per motivi che già si sospettano diversi da quelli inaccettabili proposti dalle difese. E infine gennaio 2015. E tu, io non la vedrò mai più, parla di sua figlia, e tu, lui maiuscolo, e Luca, e tutti, pagherete tutto. Ancora, quindi, dopo le perquisizioni del 17 febbraio 15, altri messaggi che non possono oggi non essere letti per l'unico significato che possono avere. 20 marzo 2015. Tu hai preso soldi per mentire e io no. Lui te li ha dati e io ho le prove. Ora scegli la strada giusta. È un messaggio di rabbia, in questo caso in ordine alla gestione della piccola Sofia. Ci si chiede come questo messaggio possa essere letto in modo diverso da quello proposto dalla Procura della Repubblica, attese le prove, su cui prometto di andare un po' più veloce, delle dazioni corruttive, delle dazioni di denaro. E le prove in ordine al fatto che queste centinaia di migliaia di euro che Karim Al-Marugh spende le siano consegnate tramite Luca Giuliante da Silvio Berlusconi. L'attività di intercettazione telefonica incrociata con le persone assunte a SIT e con i documenti di spesa, fatture ricevute e sequestrate a Ruby danno idea di uno stile di vita che sembra finalizzato a spendere più che si può. Più di così non si riesce a capire, più di così bisognerebbe buttare i soldi dalla finestra. Spostamenti quotidiani, e non è fare i conti in tasca alle altre persone, è necessario dire al Tribunale quanto Ruby spendeva. Più spostamenti al giorno in taxi, spostamenti Genova-Milano con auto con conducente, 400 euro a tratta,
pernottamenti abituali in hotel di lusso, viaggi il più costosi possibile, acquisti di vestiti i più costosi possibile, l'acquisto dello champagne Crystal, quello più costoso perché deve avere la scritta fluorescente perché si veda che è Crystal la notte. E le testimonianze di tassisti, autisti di noleggio auto con conducente, ristoranti, concierge di albergo, qualsiasi tipo, addirittura qualsiasi tipo di pagamento eseguito da Ruby è fatto in contanti, in banconote da 500. Addirittura il pagamento di 59.000 euro per il viaggio alle Maldive. È un pagamento in contanti. Le spese accertate, le ricevute e gli scontrini sono la produzione 97. Si evince che il patrimonio di Ruby è ingente. Si evince che il patrimonio è ingente e che Ruby, diversamente dalle altre ragazze, ci sono prenotazioni negli stessi alberghi in cui Barbara Guerra sceglie una stanza normale. Ruby soffre di una vera e propria compulsione a spendere. Sembra che lei soffra la dinamica delle persone di origini modeste economicamente e che poi vincono la lotteria. Cosa succede a queste persone? I soldi vengono bruciati, arriva la depressione e il rischio suicidio di chi diventa milionario senza aver lavorato da un giorno all'altro è elevatissimo, cosa che non è esclusa anche per l'imputata. Il ritmo di spesa per il periodo in cui è stato, la cui vita è assolutamente, vedremo quale tipo di amici ha Ruby, grazie a questa sua improvvisa ricchezza. C'è un certo interesse intorno a lei. Il periodo di intercettazione novembre 14, febbraio 15 ha consentito di accertare il ritmo di spesa. Certo, non abbiamo intercettazioni per anni, però è chiaro che quello che si propone al Tribunale è anche una proiezione. In questi 3 mesi spendeva così. Non si vede perché dovesse essere molto morigerata ai 3 mesi precedenti. Sono stati prodotti i tabulati di accesso e di prenotamento al Westin Palace, che fosse proprio Ruby, qualora qualche difesa volesse dire che non vi è prova che poi ci abbia pagato lei, è dimostrato dalla perquisizione all'imputata in cui le vengono sequestrate alcune ricevute, non tutte quelle, non si capisce neanche perché avrebbero voluto conservarle, ma è un ulteriore riscontro. E anche qui dalle ricevute sequestrate spiace, ma non è un giudizio morale, è una prova del suo ritmo di spesa. Ruby moltiplica le spese per 3. C'è una stanza a 200 euro, lei prende quella da 500, ma poi la colazione in camera, poi la cena in camera, poi si usa la lavanderia dell'albergo. È incredibile come al posto di 200 euro che sarebbero stati spesi da chiunque, dopo una notte al Westin Palace, Ruby esca con una ricevuta di 1.400 euro. Idem gli spostamenti tra le 2 città, non risulta che Ruby abbia mai preso un treno, lo consiglia al telefono agli altri, vabbè non spendere, prenditi un treno, lei non ne prende. Abbiamo già detto, questo lo lascio veramente alla memoria, qualsiasi tipo di spesa, anche quelle meno immaginabili, tutte i testimoni l'hanno riferito, cash, contanti, banconote da 500 euro. Emblematica la festa della piccola Sofia. Sofia compie 4 anni, viene organizzata una festa per adulti e questo attiene anche alla valutazione della personalità dell'indagata e di come la ricezione di questo patrimonio è enorme per noi tutti, è enorme sotto il profilo oggettivo e ancora più grande per quella che era l'origine e la provenienza di Ruby. Una ragazza sola, scappata da 3 comunità, isolata dalla famiglia a 13 anni, che si manteneva facendo la prostituta. Già da minorenne. Una situazione di partenza tristissima, di estremo disagio e da un giorno all'altro i milioni. Addirittura la festicciola per cui lei riesce a spendere la cifra che è dimostrata, 5.000 euro per una bambina, per una festa di compleanno di 4 anni, in cui l'organizzatrice stessa le dice ma guarda che non è un posto per bambini, vabbè, portate un pagliaccio. Compra un vestito lungo, qualcuno gli dice per una festa di pomeriggio non c'entra, allora ne compra un altro.
Festa pagata in contanti, Alzona Ilaria le dice sì, ma guarda che noi chiediamo il pagamento prima, ma adesso ma non chiedete il 50, perciò abbiamo dedotto 7.000, poi le prove sono mi sembra per 5.500. Le prove documentali, no, noi chiediamo tutto prima, però c'ho dietro solo 3.500, Alzona Ilaria confermerà tutto in contanti. Il suo compleanno al ristorante Parioli è la testimonianza della Teste Leggeri. Troverete descritto il perché la Teste Leggeri ha cercato di difendere in ogni modo durante la sua deposizione Ruby. Lei deve togliere, lei deve fare, c'è un appunto in sequestro e prodotto, i soldi sono 9.236 euro, più 300 di prestito, più 50, più 20, la Leggeri annota tutto e poi pretende di togliere valore alle sue annotazioni in modo veramente inefficace. E poi il viaggio alle Maldive. L'imbarazzo dei testi by My Basquet è, mi sembra, apri, di questo pagamento in contanti assolutamente illecito, assolutamente inedito. A gennaio, rientrata in Italia dalle Maldive, Ruby riprende il consueto ritmo di spesa, progressivi, specificamente indicati, è una spesa continua. Tra l'altro le viene sequestrata una ricevuta proprio al ristorante Parioli per 8.866, che confrontati all'appunto della Leggeri 9.236, viene quasi voglia di toglierla dalla memoria la parte della Teste Leggeri per evitare al Tribunale di cadere di trasmettere gli atti. Davide Cenci 4.100, Chanel Monte Carlo 3.450, non ve le elenco tutte, è impressionante, è una compulsione a spendere. I regali agli altri, non fa dei regali, regala le Vuitton, tanto che Fausta Viglialoro, di cui parleremo adesso, le dice quella si è arrabbiata perché non è arrivata la Vuitton. Vedi che se le regalano a Vuitton le passa l'arrabbiatura. E Ruby ne conviene. Ci sono poi gli investimenti, il chiarissimo progetto di rilevare il ristorante Parioli qua a Milano, in zona Porta Venezia, che la Teste Leggeri ha negato e che invece da un'intercettazione con Luca Giuliante è chiarissima. Non ve la leggo tutta, è trascritta, è periziata, solo l'inizio e la fine. Ti avevo chiamato per questo, se potevo poi sentirti gentilmente con la Francesca. Francesca, sì, Giuliante fa, Ruggeri, Legacy Leggeri, entrano nello specifico del ristorante. Luca Giuliante dice, diciamo che se il rapporto può partire secondo i miei auspici, e cioè in modo tale che tu possa provare anche senza stipendio, cioè intendo dire vediamo come va, vediamo che cosa succede, vediamo se mi piace, vediamo se voi mi piacete, vediamo se, dopodiché siccome i soldi sono soldi, dopo che abbiamo stabilito che tutto ci piace o mentre stiamo stabilendo che tutto ci piace, mettiamo sul tavolo anche qualche numero, cioè quanto incassa, quanto costa. Perché guarda, posso dirti, i bilanci di un ristorante, insomma, qualche volta lasciano il tempo che trovano, dice Karima. Sì, Giuliante ne gestisce uno. Un conto è entrare da dipendente, dice Ruby, un conto è entrare da socia. E il suo primo pensiero è 1 milione di spese per i 20 dipendenti, in cui bisogna fare una società nuova. Il primo pensiero della donna manager è come tagliare i rami secchi, cioè avere meno dipendenti. Ci sono poi le dichiarazioni rese alla stampa di Ruby al bancone, la Leggeri ci dice era andata a caricare il telefono. Vedremo se la difesa produce una smentita, ci sarà, perché Ruby dice alla stampa devo fare la cameriera per arrivare a fine mese. Stava rilevando il ristorante. Quindi a novembre, perché siamo a novembre, 14,
Ruby programmava di trasferirsi definitivamente a Milano, basta questi spostamenti in auto con conducente. L'affitto di una casa in centro a Milano, i quartieri in cui Ruby chiede di cercare casa, potete immaginare quali sono, non va a Maciacchini, vuole rilevare il ristorante Parioli, sta cercando di scrivere un libro con la giornalista Patrizia Torchia, ci sono i progetti per un franchising di igiene dentale che avrebbe dovuto gestire il nuovo fidanzato, il suo ex personal trainer Daniele Leo, arrivati a livello avanzatissimo, sono già le persone incaricate da Ruby andate a Firenze all'AIDI, l'Associazione Igienisti Dentali Italiani, torna l'igienista dentale. Siamo a un passo e arrivano le perquisizioni. Arrivano le perquisizioni grazie alla collega, perché erano talmente fruttose queste intercettazioni che invece chi vi parla frenava per la fame di prova, perché ne stavano dando tanti, ma bisognava chiudere. Immaginavamo poi, non immaginavamo la dichiarazione di incompetenza, non immaginavamo la pandemia, immaginavamo tempi diversi per il dibattimento, volevamo chiudere velocemente. Le prove erano galoppanti ai telefoni. C'è addirittura un interessamento quasi affettivo per il locale Albicocca. Ruby cerca più volte l'avvocato Benzi che si occupa di affidare la gestione dell'Albicocca. Non abbiamo accertato se Benzi fosse il curatore fallimentare o un collaboratore del curatore. L'interesse di Ruby, vuole vedere i bilanci anche di quello, sono chiarissimi e emergono da progressivi specifici su questo tema e che verranno indicati. Il ruolo di Fausta Viglialoro è stato descritto dall'ispettore Sorbo nella sua deposizione, emerge da chat e da intercettazioni in modo inequivocabile. Si sono conosciute a Dubai. Fausta Viglialoro la riconosce, emerge in un'intercettazione, e inizia a farle da consulente finanziaria. Le fa conoscere l'architetto Vicamini, che cura 2 progetti per Ruby, uno per rilevare un ristorante e uno per presentare questo business plan, questo progetto all'AIDI di Firenze. La difesa del Marug, nel controesame del vicecommissario Sorbo, insiste molto su un dato che lascia assolutamente il tempo che trova. Il dato è che nessuno di questi investimenti giunge a termine, nessuno si realizza. Ma come detto, arriva la procura, perquisisce e nelle intercettazioni, perché Ruby ci sono a marzo delle intercettazioni successive alle perquisizioni con dei telefoni ancora in possesso di taluni imputati, e Ruby stessa collega, io sono nella situazione in cui sono, a marzo al telefono parla del progetto franchising igienista dentale al telefono e dice devo un attimo fare il punto della situazione. Il progetto è interrotto, ma poi per Ruby stessa di una inaffidabilità e di una incapacità di relazionarsi in modo efficace dal punto di vista lavorativo con le persone che emerge in modo evidente. Ma Vicamini va a Genova, visita i locali, sono riscontrati dal telefono sequestrato a Ruby, ci sono chat dirette con Vicamini stesso, intercettazioni dirette. Vicamini presenta le parcelle, 25.000 euro per un progetto, 20.000 per l'altro, ma gli investimenti da fare per il progetto sono enormi, tanto che Fausta Viglialoro mette in guardia Ruby, perché il progetto Vicamini dice è enorme, può portare profitti notevoli, ma anche l'investimento è notevole. Ruby si propone al telefono esattamente come una capa, si lamenta se qualcuno non è andato in ufficio. Magari ci vediamo con calma adesso, e con Fausta, progressivo indicato, magari ci vediamo con calma e sistemiamo la stesura della proposta, magari parliamo anche con Vicamini e tutto quanto, vediamo quanti sono i costi di tutto e li valutiamo anche noi. Invece per il discorso di registrare il nome, scegliere il nome, quello non lo dobbiamo fare per primo, il nome della società. Ascolta un secondo, dice Ruby a Fausta Viglialoro, progressivo 444. Ascolta un secondo, ti volevo parlare un secondo di alcuni bilanci per il discorso del
del ristorante, i bilanci dell'anno, i dipendenti sono 960.000 euro di uscita dipendenti perché sono 20. E qui cambia, bisogna fare una società nuova, completamente diversa. Vuole alleggerire i costi, si comporta da capa. C'è stato Luigi oggi in ufficio, solo Pezzoni, e vabbè, poi si lamenta perché la babysitter non è disponibile a lavorare 7 giorni su 7. E poi il 4 marzo esplicitamente al telefono collega all'indagine emersa il 17 febbraio quale causa interruttiva di questi progetti. Ci sono poi intercettazioni con Vicamini Roberto, con Fausta Viglialoro, con questo Nicola che Fausta Viglialoro e Vicamini Roberto ritengono non del tutto adatto al ruolo che gli è stato conferito. Si arriva a Firenze, la presentazione è andata molto bene. Lunedì 2 febbraio 2015 al responsabile dell'AIDI di Firenze viene presentato questo progetto definito da Vicamini enorme, 2 febbraio 2015. E hanno molta fretta per questa presentazione e poi ce la fanno. Karima, no, io l'appuntamento io lo fisso anche con tutti gli altri, va fatta una riunione per capire se tutte le teste sono d'accordo. Come detto, ha un atteggiamento dirigenziale, emergono anche investimenti con un broker al telefono, progressivo 6004 del 3 febbraio 2015, il broker dice ma preferisce una rendita continuativa negli anni o un investimento pochi veloci e subito, dice Ruby. In sostanza il progetto di investire in Messico è venuto meno, hanno litigato e Ruby dirige altrove. Avete bisogno di una pausa, giudici? Tra un po' arriviamo alla posizione di Giuliante, prima la posizione di Giuliante. Viene meno il progetto dell'investimento in Messico, vedremo perché. Ruby ha scoperto un tradimento che francamente Luca Risso non si è peritato di nascondere in alcun modo, è furibonda, è gelosissima, lo vedremo anche con Daniele Leo, del Messico non vuole sapere più niente, vuole uscire dalla società in Messico e progetta. Tutti gli investimenti in Messico li ho rimandati a dopo per parlarne insieme all'ipotesi di riciclaggio, ha scritto Luca Risso. Qui, quando viene intercettata, è proprio il momento in cui l'investimento in Messico, novembre 14, è tramontato come progetto per Ruby. Non vuol più sentir parlare né di Messico né di Risso. E quindi vediamo l'Albicocca, dove lei si era esibita, Investi Sadomaso, la circostanza aveva procurato Risso un processo per induzione alla prostituzione minorile a Genova, Matera Cidirara fissata con l'Albicocca, i Parioli, il ristorante romano qua di Francesca Leggeri, per Daniele Leo il progetto di Generentale e così via. Diversifica. La perquisizione a Fausta Viglialoro consente di sequestrare questa matrice di assegno a favore di questo Marco Vancini per 100.000 euro con su scritto prestito. La qualità imprenditoriale di Marco Vancini è 10 volte a quella di Fausta Viglialoro, console onorario in Messico, amico di Flavio Briatore, che Fausta Viglialoro, i cui redditi sono pari a 2.000 euro l'anno precedente a questi investimenti. 2.000 euro dichiara Fausta Viglialoro, sicuramente non guadagna 2.000 euro, ma altrettanto sicuramente non ha prestato 100.000 euro al signor Marco Vancini, che non ha bisogno di avere 100.000 euro, non aveva, perché è morto in un incidente, bisogno di chiedere 100.000 euro a Marco Vancini, anzi emerge che è Marco Vancini che propone un investimento a Karim El Marug in Kenya. Fausta, in modo forsennato, la chiama 1, 2, 3, 4 volte, il progressivo è indicato, e poi riesce a sentire Ruby e dice: ma ti ho chiamato 4 volte, ero con Vancini, ha chiamato anche Briatore, quella cosa la puoi fare anche con lui, ha detto Briatore, non è provato. E c'è un indizio, è provato che Marco Vancini intendesse avviare un progetto imprenditoriale con Ruby, c'è un indizio che forse Briatore voleva dare anche una mano. Come detto, arriva la procura e rompe le uova nel paniere di Ruby, ma nessuno di questi progetti verosimilmente avrebbe avuto un buon esito, perché Ruby non ha la minima costanza e porta in modo provato, ci sono intercettazioni e chat,
per cui qualunque soggetto si interfacci con lei e investa energie e risorse per lei rimane bruciato. Luca Fazzo dalle chat a un certo punto non ce la fa più. Subentra Patrizia Torchia, doveva scrivere un libro con Ruby. Ci sono ovviamente dei dubbi dell'editore, visto il tema, però è pesante trattare con Ruby, non si presenta agli appuntamenti, non rispetta i tempi. Subentra un'altra giornalista, Patrizia Torchia, che viene fatta venire dal Brasile per scrivere il libro con Ruby. Chat Patrizia Torchia Ruby, Patrizia Torchia dice Ruby non ci si comporta così. Addirittura la festicciola della bambina, Alzona Ilaria, Ruby li fa aspettare un pomeriggio intero senza presentarsi, le concede un appuntamento la mattina successiva, non si ripresenta, poi chiama e supplica, no, fatelo, magari non riesco più a raccogliere le persone. La proposta di Ruby per aver bucato 2 appuntamenti e per recuperare, ma magari paghiamo qualcosa in più le persone, però ne dispongo all'ultimo momento, ho dormito, Ruby aveva dormito, non si era presentata. Ripeto, non è un giudizio morale, è il motivo per cui i progetti non si concludono. Tufan Moussaoui ha reso una deposizione, gli si rizzano i capelli in testa a sentir parlare di Ruby. Fausta Viglialoro non interrompe i rapporti con Ruby, ma ne rimane fortemente delusa, si capisce dalle telefonate con Sadia, che viene mandata via da Ruby malo modo perché vuole il sabato e la domenica, si capisce dalle telefonate con Mirella, con la mamma di Luca Risso, e anche da chat tra Fausta e Ruby che le dice così non va. Matera riferiva che quei 4,4 milioni erano una somma effettivamente ricevuta, promessa a Risso, consegnata in modo dilazionato, riferisce Antonio Matera in aula, e a quanto Antonio Matera, nella sua essere non una persona di condotta specchiata, i suoi precedenti, ma riferiva a circostanze di una verosimiglianza, di una credibilità assoluta, a quanto mi ha detto Luca, hanno ricevuto 3 milioni. Colleghiamolo a quanto riferito da Verzini. Verzini, ho dimenticato di dire una cosa di un certo rilievo. Per ogni testimone a carico, le difese proporranno una valutazione negativa in ordine alla credibilità. Imane voleva costituirsi parte civile ed era invidiosa dei soldi dati alle altre. Francesco Chiesa Soprani è un mezzo delinquente estromesso dal sistema e c'ha l'odio e l'astio. L'avvocato Verzini è un avvocato, un professionista che aveva preso le galline dalle uova, è tutto così prevedibile, però sono troppe le dichiarazioni perché ognuno menta ai danni di Silvio Berlusconi. No? L'avvocato Verzini, un professionista, ha preso come cliente la gallina dalle uova d'oro e si inventa che la sua cliente è stata corrotta per farsi pubblicità. Io sottopongo al Tribunale questa circostanza. Il giorno prima dell'iniezione letale alla clinica Dignitas in Svizzera, l'avvocato Verzini lascia una dichiarazione all'ANSA confermando tutte le sue dichiarazioni precedenti. Lascio alla valutazione del Tribunale l'utilità a fine di farsi pubblicità quale professionista per l'avvocato Verzini di questa ulteriore volontà di dire come erano andati i fatti il giorno prima di morire per scelta. Altra manifestazione chiara di disponibilità finanziaria notevole da parte di Karim El Mahrouk è il famoso foglietto manoscritto. Il sottoscritto Luca, trovato in perquisizione a Ruby nella sua borsa. Quando suonano il campanello ed è la polizia, quello che ti ricordo di più compromettente lo prendi e lo metti in borsa in un gesto del tutto irrazionale, nella speranza che la borsa sfuga alla perquisizione. Oppure era così importante da stare in borsa fino al 17 febbraio senza mai uscirne. Io sottoscritto Risso Luca, devo a Karim El Mahrouk 160.000 euro che restituirò entro 6 mesi a partire da 1 aprile 2014, ovviamente prodotta. Il commissario Sorbo evidenziava che si tratta di una somma simile alla metà dell'investimento
da taluni bonifici di cui si è data la prova giungono in Messico, e che la data che c'è sul documento è proprio una data grossomodo corrispondente all'epoca in cui Ruby esce dalla società messicana. Ne parliamo a breve. È chiaro che la disponibilità finanziaria di Ruby, sia per le spese di cui abbiamo parlato, sia per questi investimenti sostanziosi, costituiscono una prova indiretta di dazione di denaro che ha ricevuto. Non entro nemmeno nel merito delle prove offerte dalle difese circa i leciti guadagni di Karima El Mahroug. C'è questo signore anziano austriaco che l'ha invitata e le ha dato 30, 40, 50 mila euro a Vienna per il ballo delle debuttanti. Basta, pochissime cose, 2 cosine. Io non ho fatto i conti, il tribunale forse... Ruby prova di aver legittimamente guadagnato qualcosa che forse non è neanche un centesimo di quello che ha speso, quindi non entro neanche non lo ritengo necessario. Le prove dirette dalle redazioni conferiscono ulteriore significato, quelle indirette di cui abbiamo appena parlato. C'è l'esposto di Mario Risso sequestrato, scritto a mano, 80.000 euro. 80.000 euro che arrivano da Milano a Genova in banconote da 500. Non ci andava mai in quel periodo Ruby a casa dei suoceri. Quel giorno ci va e lo avvisa. Ovviamente vi riferisco dati che risultano in modo incrociato dal documento prodotto, che è l'esposto. In varie copie il contenuto è sempre simile. Il primo è quello scritto in modo più chiaro, è le SIT rese da Mario Risso in 2 occasioni ed acquisite anche queste al fascicolo di dibattimento perché è mancato. C'è poi il controllo su strada, di cui ha parlato il commissario Sorbo, di cui ha parlato Antonio Matera. È un controllo su strada in cui, deposizione Matera, Ruby viene trovata al rientro da Milano verso Genova, accompagnata da questo pompiere amico di Luca Risso, con 5.000 euro in contanti. Il verbale di acquisizione dei 5.000 euro in contanti, su opposizione alla difesa, è stato espunto dal Tribunale. Riteneva la Procura di poterlo produrre, avendo una natura assolutamente simile a quella che è un verbale di sequestro. Non c'è valutazione alcuna. All'ora X, il giorno X, nel luogo X, abbiamo acquisito questi soldi. L'unica non sono stati sequestrati, l'unica sono stati fotografati, l'unica produzione che il Tribunale ha consentito di permanere al fascicolo del dibattimento è quella è la fotografia delle banconote, però deposizione Matera, deposizione Sorbo, fotografia delle banconote, c'è tutto quello che serve. Il taglio ovviamente è di 500 euro, 80.000 euro in taglio da 500 arrivano mandati, secondo il papà Mario Risso, dal noto signore milanese, in questa busta chiusa, da questo signore alto, in questa berlina che già aveva accompagnato Ruby un'altra volta a prendere la porta da Genova a Milano, gli vengono infilati con fare a 007 nella tasca della tuta. Lei, Risso, busta, Ruby entra in stanza e dice accidenti, sono 80.000 euro, taglio 500, viene fermata su strada 5.000 euro, in tagli da 500 euro. Mario Risso a SIT conferma, Ruby le aveva preannunciato l'arrivo di quest'uomo, è chiaro che Ruby non vuole farsi vedere giù in strada mentre riceve questa busta, e Ruby si era offerta per far tenere la bambina ai nonni di pagargli 1.000 euro al mese, che poi non paga, gliene dà in totale 6.500 euro, però si era impegnata a pagargliene 1.000 al mese. In una conversazione tra Mario Risso e Fausta Viglialoro in data 3 febbraio 2015, Mario Risso si lamenta del fatto che i comportamenti di Ruby sono direttamente collegati a questa enorme quantità di denaro ricevuto. Quasi finito. La colpa la do tutta a Luca Giuliante
e a quell'altro, a Luca Giuliante, non a Luca Risso, perché poi in un'altra fonte di prova proveniente da Mario Risso lo dice proprio, è un'intercettazione con Luca Giuliante in cui Mario Risso dice è colpa sua e di quell'altro. 10% sua, dice l'avvocato Giuliante, 90% di quell'altro. E a Fausta Villaloro dice è colpa di Luca, quindi Giuliante, e di quell'altro. Alla polizia giudiziaria prima, SIT acquisite, e ai pubblici ministeri dopo, quell'altro tutte le volte diventa una pluralità di persone. Mario Risso non riesce a rispondere perché parli al singolare di una pluralità di persone. Ma no, intendo sì, forse Berlusconi, ma anche Fede, Mora, Minetti, non lo so da chi arrivavano quei soldi. Dal noto signore milanese di cui scrive nell'esposto. Come detto, il controllo su strada di Ruby veniva riferito anche da Matera. Antonio Matera, che in modo assolutamente pacifico, pur avendo avuto dei trascorsi giudiziari con Risso, qui la sua genuinità come teste è emersa dal suo atteggiamento, dal fatto di aver non c'è un aggravamento, un'enfasi. E Antonio Matera enuncia le circostanze da cui si potrebbe ritenere la sua contraddittorietà in modo molto sereno. Non si era portato via granché Luca Risso dai suoi locali milanesi, a parte il fatto che li ha dismessi molto tempo prima, come vedremo, di quando bonifica centinaia di migliaia di euro in Messico, ma si era portato via ben poco. Da come mi diceva lui, le disponibilità finanziarie di Risso, da come diceva lui, dipendevano dall'operazione Ruby. Poco tempo prima gli avevo proposto di comprare insieme degli appartamenti in Brasile, mi ha detto chiaro e tondo non ho i soldi. Poi da un giorno all'altro si capisce che hai dei soldi. E il termine che usa parlava di andare in Messico, cercava il modo di, il verbo usato da Matera è rigenerarli. La procura, come si dice, era un modo di dire del dottor Forno, la procura ringrazia. Ruby a tratti aveva mazzette di contanti e spendeva tantissimo e a tratti non aveva più niente. Sospenderei qui, c'è un piccolo cambio di argomento. Benissimo, grazie, ci vediamo tra un quarto d'ora. Quello di cos'ero? Che fa? Tocca a lei adesso. No, fino alle... non lo so. La verità, le dico, andiamo a bere il caffè. Vi ricordate? Dammi lo zero. Passa lo zero. No, ragazzi, Mi ha molto fastidio. È la più